Signore e signori, io sono venuto in questa città per far vedere le mie rarità e le meraviglie che si nascondono dietro queste biglie. Au! Avete sentito questo raglio? Sono le bestie feroci del mio serraglio. Qui si vede l'uomo, la scimmia, i pipistrelli ed ogni sorta di uccelli, carnivori sdentati, erbivori sventati, pachidermi, marsupiali, cetacei e foche. Più gente entra, più ne vedranno poche. Leoni, orsi, lupi e pantere, e pui e bules e boi e panatere. La spesa è piccola ed il divertimento è grande. Le donne hanno la camicia, gli uomini le mutante. Avanti, avanti, signori, che appena entrati sarete già fuori. Musica! Nel primo padiglione si contempla l'uomo Mafir che mangia la terra come a fissa il butir. Nel secondo padiglione si vede un serpente che scavalca mari e monti come fissa vale da niente. Nel terzo padiglione si vede un alpinista che ha fatto tutte le ascensioni possibili nel mondo e adesso che sapinen anduandè aveva fatto la punta del musinè. Nel quarto padiglione si contempla l'animale più grosso del mondo. Fu pescato nelle acque del Nilo, ma la tua pesa 300 kg. Musica! Nel quinto padiglione si vede il bisonte dell'America del Nord. È grosso come un bue ruminante e si arrabbia perché gli gnini e piante entrano nella sua gabbia. Nel sesto padiglione vedranno il rinoceronte della Gran Bolivia che snutri smac e strada d'Indivia. Nel settimo padiglione vedranno un fenomeno della Gran Bretagna che ogni 5 minuti perde un cucciarino e bagna. Nell'ottavo padiglione vedranno l'orangutan e lo scimpanzé che quando non ha niente da fe ha sglato i ginocchi con i pe. Musica! Nel nono padiglione vede l'uomo gorilla. Questo è sposato legalmente, fa lavorare la moglie e chi ha la fa mai niente. Nel decimo padiglione si vede l'ippopotamo dei fiumi d'Africa, pachiderma ruminante. Bisogna guardarlo subito, da sno abitaiante. Nell'undicesimo padiglione si contempla un fenomeno. Costui ha fatto più di 40 asiatiche e l'ha ancora il corpetto di mangiare la strada automatiche. Nel dodicesimo padiglione si contempla un esploratore. Costui ha girato tutta l'Asia, l'America e l'Africa e adesso da noi fa la carta geografica. Musica! Nel tredicesimo padiglione, signori, vedranno Tota Elisa che per mancanza della camisa mostrava la torre di Pisa. Nel 14° padiglione si vede la più astuta delle volpi e a mangia macet pulaia, ma quando non è abbaia. Nel 15° ed ultimo padiglione si vede la dea Minerva che mangia tomatiche e pisa conserva. Musica!